grazie di aver accolto il nostro invito. Noi stiamo lavorando e presenteremo nei prossimi giorni una proposta di legge che riguarda le norme sul recupero di suolo dell'uso agricolo e ambientale per lo sviluppo sostenibile del Veneto. Noi partiamo da un dato: dal 70 al 2012 la superficie agricola utilizzata in Veneto ha subito una diminuzione del quasi 10%, 9,8%. In 40 anni è stata edificata nella nostra regione un'area pari alla provincia di Rovigo. 180.000 ettari sono stati portati via all'utilizzo tradizionale agricolo. Insomma, i numeri ci dicono che dobbiamo affrontare con grande serietà per rendere sostenibile lo sviluppo nella nostra regione, nel nostro territorio, di cambiare modello sostanzialmente di sviluppo, la gestione diversa dell'economia e del territorio. Credo che attorno a questa legge vada e si svilupperà sicuramente un dibattito che non riguarda solamente gli aspetti di tipo urbanistico. Stiamo discutendo e ci stiamo concentrando su quale Veneto dobbiamo costruire per i prossimi anni e quali condizioni non solo economiche ma anche sociali e ambientali dobbiamo mettere in campo. La proposta di legge che proponiamo sostanzialmente verterà su 4-5 punti importanti. In primis l'idea di bloccare il consumo di superficie agricola imponendo un divieto a nuove autorizzazioni. Quindi c'è questo elemento che è molto importante e robusto. Secondo elemento che troverete poi nella presentazione della legge da parte di Pigozzo in maniera più dettagliata. Stabilire un metodo unico a livello regionale per monitorare costantemente il consumo di suolo, il tema della collaborazione tra i comuni per censire le aree edificate, dismesse e degradate, introdurre agevolazioni ed esenzioni per gli interventi finalizzati al recupero di nuovo suolo. Attorno a questa proposta di legge sostanzialmente c'è una filosofia che lo guida. Il tema che noi riteniamo importante della riqualificazione urbana. È in atto una discussione tra le forze politiche all'interno del Consiglio regionale su questo tema, ma ritengo che questo sia uno dei punti di snodo del confronto politico in Consiglio regionale e anche nella società veneta. C'è poi il secondo tema della bonifica e rigenerazione e nuove funzioni anche delle aree industriali, Porto Marghera, ma ce ne sono tante altre che molto probabilmente dovremo sviluppare con dimensioni, con obiettivi sicuramente nuovi. Il recupero edilizio dei centri esistenti. Su questo punto ci sta dentro la discussione sul piano casa che è all'ordine del giorno della Commissione già di mercoledì e che verrà affrontato in questo mese. Quindi non c'è nessuna posizione pregiudiziale da parte nostra nell'affrontare questa tematica, perché sta dentro la filosofia e la proposta politica che vogliamo lanciare in termini più globali per la nostra regione. C'è anche, sembra disgiunto ma lo riteniamo molto importante, il tema legato alla rete dei trasporti collettivi. Un nuovo sviluppo urbanistico per evitare e per qualificare anche dal punto di vista ambientale abbiamo bisogno di potenziare il trasporto pubblico locale in tutte le sue forme, gomma, ferrovia e le altre, soprattutto quelle che sono ecologicamente compatibili. Ed infine il tema della costruzione di servizi collettivi. Veneto policentrico visto dall'altro ci dà una dimensione ormai insostenibile dal punto di vista
dell'utilizzo, dell'abuso attorno al suolo. Noi abbiamo bisogno di mettere insieme rete dei trasporti, rete infrastrutturale, rete dei servizi. Sostanzialmente siamo di fronte all'esigenza, dal mio punto di vista, dal punto di vista del nostro gruppo, all'idea di un patto da costruire tra gli attori, ecco, della vita sociale ed economica della nostra regione. Un patto tra i produttori per salvaguardare l'ambiente e il paesaggio. E qua dentro ci sta tutta la discussione con il rapporto con le aziende agricole, gli operatori turistici, il settore delle costruzioni, perché capiamo benissimo che stiamo discutendo di tematiche importanti sull'economia, sul lavoro, sullo sviluppo, e quindi riteniamo che anche il mondo delle costruzioni debba essere coinvolto in questo segmento, così come vadano coinvolte tutte le associazioni culturali che operano nella nostra regione. Ecco, da questa legge parte un'impostazione sostanzialmente culturale e politica su quale Veneto vogliamo costruire nei prossimi anni. È un lavoro che stiamo facendo con l'ambizione anche di essere utili alla costruzione del progetto per il Partito Democratico, per il centro-sinistra, per prepararsi a governare in termini diversi e in termini alternativi a chi ha governato questa regione negli ultimi 18-20 anni, insomma. Allora partiamo da questa proposta e svilupperemo, ecco, una serie di provvedimenti un po' sulla filosofia che ho indicato, seppur brevemente, in maniera molto schematica, con questa mia breve presentazione.